Bella raga, ciao a tutti del Comendone veneziano, ragazzi, FIFA 14 e colpo di scena comendiano, il Cume se ne va da Dortmund, conferenza stampa incredibile dove insomma il Borussia ha vinto tutto con la gestione Cume, ha vinto la Champions, ha vinto la Bundesliga e ha vinto la Coppa di Germania. Ha commentato così, che purtroppo non aveva più stimoli per continuare al Borussia, ha ricevuto l'offerta del PSV Eindhoven, una squadra che ha voglia di ritornare ai vertici non solo in Olanda ma anche in Europa, e quindi per il Comendone è una sfida nuova. Ragazzi, chiaramente ho dovuto ricominciare da capo perché il gioco, sapete, FIFA è un po' buggato dal punto di vista trasferimenti. Ho chiesto certi trasferimenti ma nessuna squadra mi ha accettato, quindi ho detto ragazzi, piuttosto di continuare col Borussia che non avevo più stimoli, l'avete anche sentito anche voi che ero comunque un po' scazzato, ho preferito cambiare squadra, quindi ho ricominciato da capo, però in realtà continuiamo la carriera, come insomma facciamo finta che la carriera insomma sia andata avanti, comunque le stagioni sono continuate. Allora buono, un Comendone veneziano che ha vinto tutto, va in Olanda ragazzi, del PSV Eindhoven. Il Cume ha un solo obiettivo, riportare il PSV a vincere qualcosa a livello europeo. È stata una campagna acquisti abbastanza buona ragazzi, ho venduto anche di giovani interessanti, però ne ho presi altrettanti di interessanti. Vabbè, Dolia come difensore me lo sono portato dietro dal Borussia Dortmund. Poi stavolta ho puntato su Campos, un giocatore che sapete mi piace molto. A centrocampo ho preso Kovacic che secondo come si dice il potenziale può diventare veramente una bestia. E poi la squadra, insomma, la squadra del PSV, ho messo come unica punta Baccali o Baccalì o Baccalus o Baccalone, insomma il Bacca, che anche lui ha una delle prospettive incredibili. Come riserva comunque ho Depay o Depay, adesso non so onestamente la pronuncia, che anche lui è considerato molto molto forte sotto come potenziale. Poi comunque le riserve sono buone, insomma non malissimo, c'è anche Park che non è male, è un giocatore esperto. Bruma purtroppo infortunato, se no insomma gioca lui come difensore insieme a Cracker Doria. Niente ragazzi, andiamo con la prima giornata di campionato. Ho scelto il PSV proprio perché voglio andare in Olanda e provare a riportarlo alto. Ragazzi andiamo, siamo sempre a livello campione, oggi giochiamo solo una partita ragazzi il PSV non vince il campionato mi sembra dal 2007-2008, quindi è una squadra che ha voglia di tornare ai vertici del calcio olandese e dopo ai vertici del calcio europeo. Vai! E inizia l'avventura del PSV ragazzi, Eredivisie, dopo 2 anni splendidi al Borussia Dortmund, il Comendone aveva bisogno di stimoli nuovi. Ruiz, Scharz. Mi scuso se le pronunce non saranno perfette, ma il campionato olandese lo seguivo di più una volta, adesso lo seguo un po' meno. Willems. Baccali. Maher. Anche Maher, altro giocatore interessante. Il Bacca, mamma mia. I tifosi del Borussia sono veramente delusi perché ormai sono affezionati al Comendone. Però ragazzi, se non ci sono stimoli è dura continuare. Adesso vediamo sto campionato olandese ragazzi. Comendone sta girando tantissime squadre, soprattutto tantissime nazioni, Germania e Olanda, in 3 anni. Vuole imparare tante lingue, non solo le lingue di Tori ma anche altre lingue. Vai Fioi. De Rover. Terzo anno della carriera comendiana. O Campos, vediamo Campos, speriamo in un rendimento perfetto come quello di Carrasco. Occhio ragazzi. Suk, attenzione, mamma mia. Devo un po' abituarmi perché chiaramente questo non è il Borussia. Ma peccato. The Rover. Attenzione grande il Bacca già mi casa. Il Bacca già mi casa ma c'è fuori gioco. Deve diventare il nostro idolo il Bacca ragazzi. Kovacic, vediamo un acquisto che il PSV, la dirigenza sta molto felice di questo acquisto, speriamo bene. Occhio. Dai che roba nostra. Siamo al 23esimo del primo tempo. NAC 0, PSV 0.
Sembrano tutti quanti dentifrici, ragazzi, le squadre olandesi, il PSV, la Z, il NEC Breda, cos'è il NEC Breda, teoricamente. Attenzione, bellissimo, vai. Prova il tiro, mamma mia che traversa, c'è il gol! Incredibile traversa, non ho visto neanche di chi, porca puttana! E che gol del PSV, 1-0, 1-0. Non ho capito né chi ha segnato né chi ha tirato, ma porca petana. Scusate ragazzi, no, perché sono una pippa. Cioè, sono una pippa. Maher ha segnato, ok. Grande Maher. Ma... Probabilmente... Scusate ragazzi, però veramente il vaneggio di vaneggi. Ruiz forse... Forse Ruiz, però vabbè, insomma. Comunque ha fatto un tiro, ragazzi, mamma mia. Traversa incredibile. E siamo già 1-0, ragazzi. Grande PSV. Subito Maher di testa su traversa clamorosa. Probabilmente di Ruiz, ma non ho visto. No, o Arias forse. No, forse era Arias. Veramente ragazzi aspetto commenti sulle pronunce perché ripeto purtroppo il calcio olandese lo sto seguendo poco, cioè non è sicuramente il calcio più esaltante del mondo, però adesso il Comendone è pronto a portarlo ai vertici. Kovacic, vai il Kova per Maher, Maher scatenato e c'era fuori. Buon PSV ragazzi, buon PSV, questa è una squadra giovane ragazzi, una squadra che ha voglia, una squadra che ha fame. Una squadra che ha voglia di portare a casa l'Eredivisie che manca dal 2007-2008. Dopo ha vinto mi sembra il Twente, forse la Z e l'Ajax 2 anni, non mi ricordo. Vai ragazzi, vai. Vai, vai, buttiamoci dentro. Ruiz di testa. Ocampos non ce la fa. Arias. Forse è lui che ha fatto il tiro però, forse. Bravi. Kovacic lancia benissimo Ruiz. Vai Ruiz. Ruiz. Parata, ma questo PSV, cioè ragazzi, si vede già l'impronta del Comendone. Vai Ocampos. Traversa di Ocampos. Si riparte con le traverse come col Borussia, non ci credo. Mamma mia che PSV però ragazzi, se non me l'aspettavo proprio, Vai Maher. Buono, buono, un primo tempo veramente molto molto positivo. Ocio. Eccola là, no, la cagatissima. Non hanno fatto niente loro, per favore. Ocio Fioi. Bravi. Vai Ruiz. No, se me la lasciava andavo in porta, facevo l'1-2. Buono. Questo primo tempo mi piace. Dai che il PSV lo possiamo riportare ai vertici. Occhio. Vai Scharz. Il Bacca. Ruiz. Vai Kovacic. Vai Kova. Il Kova si invola. Vai il Bacca. Non ci credo. Ho preso 3 pali ragazzi. 3 pali. 3 pali nella prima partita del campionato. Non ci voglio credere. Cioè, ma perché cominciamo con questi pali? Ocio. Bravi Fioi. Vai che il PSV mi sta piacendo. Il Kova. Fallo. Dai Merdosi. Buon inizio però, buon inizio Ocampos. Bravissimo Ocampos. Vai.
Mettila in mezzo. Il Bacca. Sbaglia tutto il Bacca, però ragazzi 3 pali nella prima partita. Cioè, cominciamo già alla grande, veramente. Occhio. No. Non ci voglio credere. Dopo 3 pali del PSV arriva all'1-1. Del telefono Necfioi. Ma non ci voglio credere. Che schifo. E cominciamo già a bestemmiare in polacco antico. Ma porca di quella porca. O Campos. Ma Varati, se devo prendere un gol al primo tiro, io sto dominando. Il comandante Valente in panchina sta già bestemmiando in olandese puro, perché sa già l'olandese puro, fioi. Siamo 2K. No, guarda, cioè, non ho parole, ragazzi. Il don't not parole in inglese puro. Il Bacca è morto, molto bene. Vai. Park. Lo cazziamo qua. E qua possiamo mettere lui. Ok, dai. Ma Varati, ma Vara che roba. Vai Ruiz. Prova un tiro impossibile. Gol! Fuori di niente. 73esimo, problemi offensivi. La squadra mi sta piacendo, siamo giovani, siamo veloci, siamo una bella squadretta. Il problema è che comincia la sfiga anche al PSV. 3 pali clamorosi. Vai, Hilsmark, l'inominabile, fioi. C'è già un innominabile in squadra. No, lento. No, ragazzi, ora che mi gira il cazzo veramente in maniera incredibile. Bravo Campos. Dai, cazzo, no. Qua errore comendiano, purtroppo. No. Gol del Necbreda. Incredibile 2-1. Non ho parole per descrivere questa prima partita. Non ho veramente parole. Una partita dominata. Ma 2 disattenzioni hanno portato allo svantaggio addirittura. No, è pazzesco. Pazzesco, ragazzi. Si comincia con una sconfitta. L'avventura del Comendone con il PSV. Partita giocata a mio parere bene, ma ho pagato le 2 disattenzioni. Occhio. 1 di recupero. Però la squadra mi ha convinto, onestamente. A me la squadra ha convinto. Finisce qua 2-1, porca puttana. Inizio di merda dal punto di vista del risultato, però il gioco c'è, bisogna avere un po' di pazienza. 2 traverse, un palo, cioè onestamente di più non potevo fare la prima giornata. Ma sono fiducioso per il campionato. Possiamo fare bene, ragazzi, speriamo. Siamo alla 3ª stagione comendiana dopo, in 2 anni, con il Borussia, una Coppa di Germania, una UEFA Champions League e una Bundesliga. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!